pronti ad una nuova puntata di Noi Chiesa. Domenica prossima si celebra la 9ª giornata mondiale dei poveri, un appuntamento che venne istituito da Papa Francesco. Papa Leone, dopo la messa nella Basilica Vaticana, in occasione del Giubileo dei poveri, parteciperà al pranzo allestito in Aula Paolo VI con 1300 persone. Nel territorio della nostra diocesi sono moltissime le realtà che offrono supporto, assistenza e che rispondono ai bisogni delle persone più povere. Siamo stati alla mensa dei frati Cappuccini in Viale Trapani a Chiavari. Siamo ricchi qui, veramente, ci serve niente, solo cuore grande e basta. La benedizione del cibo e poi il via alla distribuzione dei pasti nei sacchetti. Ogni giorno sono decine le persone che si presentano alla mensa dei poveri dei frati Cappuccini di Viale Trapani a Chiavari, un servizio che in questi anni non si è mai fermato, neppure durante il Covid, e che è un gesto di sollievo per chi nella sua vita sta vivendo un momento di difficoltà economica, ma non solo. Un punto di riferimento che, in vista della giornata mondiale del povero e del relativo giubileo in programma domenica sul tema "Sei tu, mio Signore, la mia speranza", rappresenta ancora di più una presenza di speranza. Quelle che si incontrano qui tutti i giorni sono storie diverse e uniche che raccontano di fragilità e di cadute, ma anche di dignità e di tenacia. Ho perso una borsa, c'erano dentro un telefonino, come si chiama? La patente, e c'era soldi, no? Praticamente adesso la posta, se non c'hai la password, non ti danno i soldi dalla pensione. Quella posta fa la cosa e poi alla fine dice no, devi avere la password, se no niente. Ho fatto falegname anche alberghiero e niente, ora niente, sono qua, sono a casa con mia famiglia e basta. E noi grazie a Dio che c'è una piccola pensione, c'ho la casa del comune, però c'ho pure 75 anni. Io sto a Santa Margherita. Ah, quindi vieni qui da Santa Margherita? Sì, vengo qui da Santa Margherita perché in questo momento non ho un lavoro, mi arrangio un po', vengo a prendere da mangiare. La conoscevi già questa comunità? Sì, ma qui i frati sono da molto tempo che danno da mangiare ai poveri. Che lavoro facevi prima? Ma prima ero metalmeccanico, ma sì, come tutti gli altri, guadagnavo, cioè ero normale, adesso non sono più normale. Chi è che definisce che è normale? Ma so voi, non so voi, ma loro, non so. Ma loro vi aiutano in qualche modo? Chi? Loro, a parte loro i frati, diciamo il comune o no, chi per loro? Adesso il comune, grazie al comune, no, ma io adesso sono residente a Santa, perciò il comune mi ha dato, ha creato un progetto per sopra 50 anni, residenti sopra i 50 anni, diciamo un esperimento di comunità che è assolutamente, secondo me, indispensabile, perché c'è tanta gente che è sola, in solitudine, si lasciano andare perché sono soli. Invece insieme ci possiamo dare una mano. Tu hai famiglia, amici? Sì, ho la mia famiglia, io mi sono diviso con mia moglie, ho i miei figli a Bologna. Io sono stato 30 anni a Bologna e poi è successo che sono morto e poi sono risuscitato e poi è cambiato tutto, perciò adesso loro stanno là, io sto qua, loro sono grandi, i ragazzi quando sono maggiorenni, maturi, devono andare per la loro strada, non hanno bisogno di un vecchio come me. Poi tanto non ti ascoltano lo stesso, voglio dire, anche se tu non è che e niente. Poi c'è sua madre che mio figlio purtroppo è ammalato, ha dei problemi di salute, e invece mia figlia è sposata, poi io sono nonno, sono nonno, Mirta,
e che adesso fra un po' vado a trovarli. E così fa, noi nasciamo soli e moriamo, e dobbiamo arrangiarci da soli. Però sei rinato, in che modo sei rinato? Sono rinato perché ho capito che ero inconsapevole, ero come loro, cioè come il 99,8% della gente è inconsapevole, vive come un automa, ha un'altra vita, non sono più il Gioacchino di prima. Cosa ti piacerebbe fare? Cosa piacerebbe a Gioacchino nella vita? Cosa piacerebbe fare? Hai qualche sogno? Senti, io ho 32 anni per gamba, non mi rimane molto tempo, però non bisogna sprecare il tempo che ci rimane. In questi anni di servizio il numero delle persone è costantemente aumentato, segno di un aggravarsi delle condizioni di difficoltà in fasce sempre più ampie della popolazione. Per le persone che ricevono il pasto, quello alla mensa dei frati cappuccini è anche un luogo di incontro e di ascolto. C'è una parte di gente di Chiavari che chissà avrà dei problemi di lavoro, non lavoro, che so io, allora a volte vengono qua, ma i più sono ucraini, qualche africano, qualche musulmano. Oltre ai frati, la distribuzione dei sacchetti viene garantita da alcuni volontari, così come la preparazione dei pasti. Sono uno chef che ha lavorato a Milano Marittima e dopo tanti anni ho deciso di rimanere qua, di fare, chiamiamo volontariato, chiamiamo come vogliamo. Però mi ci trovo molto bene, lo faccio con amore e con passione. Abbiamo celebrato anche nella diocesi di Chiavari la memoria liturgica di San Martino di Tours, sono diverse le comunità che hanno ricordato il santo. Iniziamo con le nostre telecamere dalla zona di San Salvatore. Come sapete, nella località di San Salvatore di Cogorno c'è un oratorio intitolato al santo, l'oratorio di San Martino, e quest'anno, grazie all'impegno dei confratelli e delle consorelle della confraternita omonima, la festa, antichissima festa che ha sempre radunato tantissime persone, ha potuto tornare a rivivere. È il desiderio il motore della vita e seguire il desiderio degli altri genera vita nuova. Lo ha riconosciuto e sottolineato il parroco della zona pastorale di San Salvatore, Don Alessandro Cavallo, al termine della processione in onore di San Martino, che è partita dall'oratorio intitolato al santo e ha attraversato le vie del centro. Una tradizione che è ripresa dopo diversi anni grazie all'impegno di tutti i membri e i simpatizzanti della confraternita di San Martino. È andata bene, per me è andata benissimo, perché abbiamo avuto tanto aiuto di tanti giovani che non li vedevamo da parecchio. È stato veramente bello. Io sono contento, non so gli altri, però per me sono commosso, perché è stato veramente bello, perché non c'è mai nessuno. E tutte queste cose, i nostri vecchi che hanno lavorato tanto si vanno perdendo. Sono veramente contento io. I confratelli e le consorelle in questa occasione hanno voluto rivolgere un pensiero ad Anna Cembrano, pilastro della confraternita per molti anni, venuta a mancare recentemente. Per me è stata un'emozione enorme, perché abbiamo visto tanta gioventù che nel santo che non la vediamo in questa parrocchia, questa chiesetta qua. Pensiamo che continui e che ci aiuti l'Anna che è lassù, che ci aiuti, perché io ce l'ho vicino all'Anna, che mi manca. Mi sembra di capire che il ricordo di Anna è sempre vivo. Sì. È vero. È lei che mi ha dato tanta spinta di stare qua in questa compagnia qua, perché lei mi ha aiutato tanto e io cerco di andare avanti. E facciamo quello che possiamo, perché siamo io, Roberta e lui che ci diamo una mano, ma siamo felici. Io sono andato in pensione e mi sono dedicato, e il tempo perso vengo volentieri. Oltre 200 persone hanno partecipato al rito religioso della processione, guidata da Don Alessandro Cavallo e da Don Florence Cujour, e accompagnata dal corpo bandistico di Cicagna e dai crocifissi dell'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. Un quartiere che si è stretto intorno all'oratorio e il desiderio è diventato realtà.
ha detto Don Alessandro. È una cosa molto bella, ringrazio tutti i ragazzi che hanno lavorato, tutti quelli che l'hanno preparata, ed è vero quello che ha detto il Don, c'è stata un'idea, c'è stato un desiderio e tutto si è concretizzato perché c'è stata la volontà e l'impegno di tutti davvero, perché ritrovarci qui tanta gente dopo tanto tempo, ristabilire e ricollocare questa festa come quartiere è una cosa molto bella e noi ringraziamo davvero perché questa è la nostra comunità, questi sono i segni della nostra comunità, dobbiamo avere il coraggio e la capacità di portarli avanti. Al termine un momento di festa particolarmente ricco di persone e di fraternità. Il gruppo dei volontari della Val Graveglia ha preparato e servito centinaia di testaglieux cucinati nei caratteristici testetti in terracotta scaldati sul fuoco a legna, mentre la confraternita con altri volontari, fra cui le signore di San Martino e Orto Nadia, si è occupata del rinfresco. Il comune ha supportato la logistica, la somma ricavata dalle offerte sarà destinata alle spese ordinarie dell'oratorio. Sono cresciuto a San Salvatore, poi Val Graveglia. Sono a San Salvo, io tanta gente così a San Martino non l'avevo ancora visto. Invece ho visto la gente che è venuta, ha partecipato, è stato bello la banda, è stato bello tutto e bisogna ringraziare anche voi con questa telecamera che siete riusciti a prendere 2 immagini perché San Martino è un bel quartiere veramente e qui ci giocavamo quando avevamo 5-6 anni. La squadra di Nascio protagonista a San Martino, giusto? Paroloni, no, siamo solo per dare una mano, per far sì che la festa venga bene. Poi facciamo il nostro meglio per fare i testaglieux, che è un piatto tipico di qua, e così ci adoperiamo per quello. Beh, ma voi siete professionisti, cioè non scherziamo. No, non è vero, è proprio, ne facciamo e quindi abbiamo un po' di esperienza, ma non è che poi a fare i testaglieux ci vuole solo un po' di pratica. Come si vede è tutta roba semplice, è da prenderci un po' i tempi e basta. Quindi va bene così, dai. Beh, però cioè, il risultato è uno spettacolo, diciamocelo. Sì, quando si fa bene, sì, quando azzecchiamo le temperature e tutto, sì, poi viene bene. E poi è anche gustoso, è anche buono. Certo. Ora andiamo a Portofino, che ha celebrato la festa di San Martino nella parrocchia che si trova nel cuore del borgo. Quest'anno, in questa occasione, è stato inaugurato il restauro della sacrestia. Quando l'affollamento della piazzetta si dirada e la luce è meno abbagliante, Portofino si ritrova intorno alle sue radici e festeggia San Martino di Tours. Il santo, nato nel 316 in Ungheria da genitori pagani e cresciuto a Pavia, si è arruolato nell'esercito romano e ha svolto il suo servizio in Francia e qui, durante una ronda in pieno inverno, incontrando un mendicante seminudo, ha donato metà del suo mantello e quella stessa notte ha ricevuto l'apparizione di Gesù che gli ha svelato che quel dono Martino lo ha fatto a lui stesso, al Signore. È lui che ci dà luce e forza per amare come ama lui, perché in noi questa luce e questa forza non ce l'abbiamo. Non chiede di essere servito, serve gli uomini e chiede a ciascuno di noi di fare altrettanto, di servire con lui e come lui gli altri, di orientare tutta la nostra vita al bene degli altri. Questa è la condizione per vivere in comunione con lui e con i fratelli e le sorelle. Questa è la condizione per realizzare la nostra identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. Questa è la condizione per essere felici nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Portofino celebra San Martino nella chiesa che è nel cuore del paese, si ritrova come comunità e riconosce se stessa nella memoria. Quest'anno l'occasione è stata l'inaugurazione dell'intervento di recupero della sacrestia, finanziato grazie ai fondi del 5 per 1000, la quota IRPEF che lo Stato ripartisce ad enti no profit accreditati, fra cui le associazioni che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, come l'associazione Beni Culturali Monte di Portofino Onlus, che ha promosso e sostenuto il progetto.
Oltre agli armadi sono stati restaurati anche i tessili custoditi nella parrocchiale. Questa sacrestia custodisce tutti i paramenti, credo anche in parte provenienti da San Giorgio, perché ho trovato delle tovaglie ricamate, una addirittura con la data 1857, che è conservata qui insieme ai camici provenienti sempre da San Giorgio, che usano per la festività di San Giorgio. Ho fatto una specie di cernita separando i paramenti più antichi, partiamo dal 700 fino alla fine dell'800, da quelli un po' più moderni, perché ce ne sono anche degli anni 30, 40, 50, e quindi quelli sono stati messi un po', diciamo, nei cassetti più bassi nascosti, in modo che vengano utilizzati poco. La priorità invece è stata data agli oggetti più belli. Sono stati tutti uno per uno, fasciati, separati, distesi, perché erano proprio stati un po' ammucchiati, è brutto dirlo, ma nel periodo in cui sono stati fatti è stato fatto il restauro degli armadi, erano stati un po' ammucchiati. Allora, nell'armadio A e B ci sono praticamente pianete, piviali, dalmatiche ricamate, stole. Invece nell'armadio C in prevalenza sono state conservate, cioè ho conservato le tovaglie d'altare, anche lì partendo da quelle più antiche, perché ce ne sono alcune ricamate meravigliose. Tutto bianco su bianco, quindi è anche un ricamo molto più apprezzabile, il bianco sul bianco. E poi anche amitti, copricalice, cioè tutti quelli che servono per la liturgia dell'altare. Diciamo che questo è un patrimonio della comunità. Certo, no, è importante, almeno io mi occupo tanto di tessuti, io restauro anche per le confraternite, cappe processionali, tabarri che usano a volte durante tipo la processione di San Giovanni Battista a Genova. È importante questo, appunto, conservare e anche in alcuni casi restaurare se ci sono i fondi. Spero che quest'ordine che io ho fatto, perché non è stato semplice fare quest'ordine, avevo preparato anche qui, ho preparato degli album da consultare con le foto a grandezza naturale, in modo che gli oggetti si possano individuare facilmente. Spero che poi dopo l'uso siano riposizionati però negli stessi cassetti con lo stesso criterio, ecco. Della vita di San Martino conosciamo molto: il battesimo nel 336, l'anno dopo l'episodio del povero, la vita da militare per altri 20 anni e poi l'ordinazione sacerdotale, l'avvio di una comunità monastica e ancora l'elezione a vescovo di Tours. Quello che si perde fra realtà e leggenda è il sole caldo e anomalo che ha scaldato la terra nell'istante in cui lui ha tagliato il mantello, quello che ancora oggi viene descritto come l'estate di San Martino e che tornerà a scaldare anche Portofino nella prossima stagione. Intanto il borgo si gode la sua festa di comunità e di casa. È tra l'altro un ricordo storico, perché abbiamo visto dei pezzi molto antichi, averli restituiti, restaurati e lasciati per un domani anche, no? per ricordarci un pochettino le nostre radici. Poi per me è un'emozione particolare, perché io ci facevo il chirichetto qua, insomma, vedere tutti i mobili restaurati e vedere la cura e con la dedizione che è stato fatto questo restauro. Veramente faccio i complimenti al Don Giosso, perché è stato fatto un lavoro veramente importante, bello, e insomma mi sembra che ci sono dei pezzi che hanno anche, oltre ad essere un valore, ma anche un valore storico, di memoria, insomma, e credo che sono quei lavori che a volte non si notano tanto, non si ci pensano, ma sono lavori che hanno un'importanza fondamentale anche per chi verrà un domani, troverà tutto catalogato, insomma, credo che sia veramente un qualcosa di più ancora per la nostra comunità, ecco. Ogni domenica le telecamere di Teleradio Pace si accendono in una diversa località del territorio per trasmettere la Santa Messa. Domenica scorsa siamo stati nella parrocchia della Natività di Maria Santissima a Bogliasco, una messa animata da molti giovani. La parrocchia della Natività di Maria Santissima a Bogliasco è collocata in uno dei punti panoramici più suggestivi del Golfo Paradiso. Sotto la guida pastorale di Don Silvio Grilli percorre un cammino condiviso con le altre comunità parrocchiali affidate al sacerdote: Sessarego, San Bernardo e Pieve Ligure. Il Signore ci ha fatto questo regalo di un posto magnifico,
come ce ne sono tantissimi nella nostra regione. Che parrocchia è com'è la vita qua a Bogliasco? È una vita abbastanza serena se la paragoniamo a quello che succede nel mondo. C'è da ringraziare davvero il Signore per la serenità di questo ambiente, dove non mancano neanche qui i problemi, però sono problemi risolvibili e quindi anche l'ambiente è sereno, la parrocchia è fatta di persone che insieme alla gente di San Bernardo e Pieve e Sessarego, la gente penso che sia affezionata alle loro chiese. Le abbiamo restaurate in questi anni, siamo contenti di vedere che tanta gente entra a pregare, a incontrare il Signore. Adesso è tutto un lavorare insieme, parrocchie vicine che non possono più godere della presenza stabile del parroco o di un sacerdote e quindi ci siamo inoltrati nella via della collaborazione, del lavorare insieme, dell'aiutarci reciprocamente, facendo quello che è possibile fare. Nella domenica in cui si faceva memoria della dedicazione della Basilica Lateranense, la comunità ha celebrato l'Eucaristia domenicale animata da tanti giovani, una settantina di scout. La vita della scout diciamo che è molto intensa, soprattutto quando sei capo. Ora io sono al primo anno, però è molto impegnativo, però devo dire che dà tanto, cioè dare qualcosa agli altri, quello che tu hai già ricevuto da altri è veramente fortificante. Non è facile anche all'inizio, soprattutto perché magari sembra di non avere le competenze soprattutto, però diciamo che si impara, anche sbagliando, con gli errori si impara e poi si fa tutto. Siete un bel gruppo! Sì, sicuramente, siamo tanti e lavoriamo bene assieme, abbiamo tanti ragazzi con noi, tanti bambini, poi ci sono i lupetti che sono i bimbi dagli 8 agli 11 anni, abbiamo il reparto che sta arrivando ora e poi fino ai 20 e passa anni siamo tutti qua che giochiamo assieme e ci divertiamo, sì, si lavora bene, ecco. Invece la tua esperienza personale, quando li hai conosciuti gli scout? Ormai sono passati decisamente tanti anni, direi questo è il mio 14° anno di scout, quindi mi sono fatto tutti i lupetti, mi sono fatto poi reparto, clan, adesso questo è il mio 3° anno di capo e quindi sì, diciamo che è una strada molto lunga, ma io sono molto contento, sono estremamente soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, di quello che rappresentiamo ai ragazzi, soprattutto per Bogliasco. Ecco. Siete 2 parrocchie, no, insieme? Sì, copriamo sia la parrocchia di Bogliasco che quella di Nervi di San Siro. E quindi abbiamo sia i lupetti qua, sia lì a Nervi e poi invece il reparto si uniscono e stanno tutti a Nervi. E noi abbiamo quindi 2 sedi, che una è qua e una è a Nervi. Ecco, quando vi vedete, quali sono i vostri impegni? Allora, tendenzialmente noi ci vediamo una volta a settimana, il sabato, però questo può dipendere, a volte facciamo tipo ad esempio il sabato pomeriggio, a volte ci mettiamo a fare anche tutta la domenica, diciamo che l'appuntamento è settimanale. Poi per quanto riguarda noi vecchi lupi, noi capi, gli appuntamenti sono decisamente molti di più. Ma come si diventa capi? Appunto bisogna essere scout da molto tempo, bisogna avere sicuramente corpo e anima per farlo e anche soprattutto cuore, perché quella è la cosa importante. E quindi serve molta esperienza, quello sicuramente, ma anche molta forza di volontà, anche perché è un servizio, non ci guadagniamo niente dietro, è questa la cosa. Quindi noi lo facciamo per il servizio agli altri, al prossimo. Ti ricordi la prima volta che ti hanno parlato degli scout? Quanti anni avevi? Avevo penso 8 anni quando sono entrato la prima volta negli scout ai lupetti e all'inizio è stato ovviamente spiazzante, non sapevo niente, poi ho imparato a vivere la vita scoutistica al pieno. E i gruppi del catechismo che hanno svolto il loro incontro prima della messa. L'impegno in parrocchia è quello di tutte le domeniche mattina, un'ora prima della messa, di preparare i ragazzi e fargli la lezione di catechismo e poi accompagnarli nella messa, così che imparano già da quando sono piccoli a stare in chiesa, a capire un po' come funziona. Anche per lei? Sì, anche per me portiamo un messaggio, una testimonianza di come vivere il cristianesimo e vivere il Vangelo ai ragazzi e cerchiamo di viverlo insieme a loro. Ecco, come vi siete coinvolti in questo impegno?
Beh, secondo me noi facciamo un catechismo che non so se sia tanto, noi cerchiamo di fare in modo che i ragazzi sentano che quello che c'è scritto nel Vangelo gli dice qualcosa alla loro vita. E allora noi magari, prendiamo la lettura del Vangelo e diciamo: ma a voi è mai successo così come a Gesù di non essere compreso, di essere frainteso o di sentirti isolato, oppure dell'amico che ti ha tradito? E così gli capiamo che anche se è un libro vecchio di 2000 anni, invece parla oggi al loro cuore. Di fronte a questi ragazzi qual è il loro atteggiamento, i loro pensieri? I ragazzi di oggi vivono un momento sicuramente difficile per loro, perché hanno 1000 messaggi diversi da quello del cristianesimo, e quindi è un po' difficile portare avanti questo messaggio con loro. Però diciamo che noi siamo stati fortunati, abbiamo avuto veramente dei ragazzi, forse anche perché seguiti dalle famiglie, che sono stati molto ricettivi e anzi hanno partecipato attivamente a questi incontri che abbiamo portato avanti in questi anni. Penso che sia anche un arricchimento per voi, no? Cioè date ma ricevete anche. Assolutamente, infatti io devo dire che con alcune classi, poi tu li incontri nel paese, ci sono questi omoni grandi che dicono ciao Fede, tu dici chi sono? Erano i bambini piccoli che ti sei portato su e che ti salutano, e dà una soddisfazione enorme. Credo che sia bello, no? Ricevere da loro. Assolutamente, anch'io sono molto grata ai ragazzi, al Signore per questa esperienza, perché è veramente gratificante e bella, insomma. Stamattina abbiamo visto tanti giovani, vediamo anche alle nostre spalle gli scout ancora. Sì, no, dal punto di vista della parrocchia diciamo che c'è un gruppo scout che è molto molto grosso, ci sono 2 branchi, uno qua a Bogliasco e uno a Nervi, che poi si riuniscono in un unico reparto, e ci sono tantissimi appunto ragazzi, capi, che sono molto molto in gamba, danno veramente tanto tempo per i ragazzi, e diciamo che i risultati si vedono perché ce n'è veramente tanti. Mia mamma mi ha inserito quando avevo 5 anni a fare il chierichetto, e da allora non ho più smesso, poi sono passato di grado a lettore, adesso faccio catechismo e cerco un po' anzi domenica prossima lanciamo il catechismo per i genitori dei ragazzi, vediamo un po' cosa succede. Abbiamo visto una grande partecipazione, tanti ragazzi. Ci sono sempre, tutte le domeniche, potrebbero essere di più, cioè più ragazzi che adulti francamente, potrebbe essere un po' di più, difatti noi cerchiamo di fare partecipare anche i genitori, non solo i ragazzi, perché molti magari poi stanno fuori, vedere un po' di creare una chiesa con la C maiuscola, no? E poi qua siamo un bel posto anche Bogliasco. Io non lo so perché sono di Bogliasco, ma come chiesa direi che è una delle più belle, così un barocchetto genovese, è una delle più belle chiese anche in giro, così tutto, molti hanno le navate, invece questa è una navata unica, poi c'è quel paradiso lassù che... Perciò lei insomma ha iniziato a 5 anni e ha fatto tutte le varie tappe della vita in parrocchia. Messa in latino, e poi ha cominciato italiano, io, un altro signore che è di là, in 3 abbiamo fatto i primi lettori in italiano, con la messa in italiano, ora poi ce n'è tanta gente. Andiamo avanti, cerchiamo di portare più gente possibile, perché molti magari anche non conoscono per distrazione, così. E poi al Signore che ci pensa, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se non è Lui non c'è niente da fare. Qual è il tuo impegno in parrocchia? Il mio impegno in parrocchia è testimoniare prima di tutto l'amore di Dio, che ho conosciuto diversi anni fa, in un momento di passaggio della mia esistenza, e mi ha trasformato nel cuore, nella mente, nel mio orientamento di vita, ecco. Ho fatto sempre di nuovo quello che facevo prima, ma con un'altra luce, con un'altra prospettiva, con un altro obiettivo, ecco. E quindi il mio primo impegno è quello con la mia persona, con quello che posso, con quello che il Signore dona, e trasferire questa felicità, questa gioia, questa speranza che nasce dall'incontro con Cristo, insomma. Ecco, tu sei di Quinto, mi dicevi, però per questione di cuore sono prossimo a trasferirmi a Bogliasco, ecco. Quindi mia moglie è di Bogliasco e quindi prossimamente sarò qui, ecco. Un parrocchiano in più per Don Silvio. Esattamente. Tra l'altro, invece sappiamo che tu sei anche uno scrittore, hai scritto un libro da poco.
Sì, ho scritto un libro, come dici tu sei da poco, è un libro che ho pensato per integrare insieme la preghiera e l'ecologia. È un libro tascabile, cioè un libro di 115-120 pagine, non mi ricordo esattamente, però l'obiettivo è quello di far comprendere, diciamo, che la bellezza del creato, la bellezza dell'essere in armonia con l'ambiente in cui viviamo dipende anche dal modo con cui ci relazioniamo con la creazione. La creazione come una creatura personale, passatemi il termine, insomma, come qualcuno con cui avere una reciprocità. Ecco. Quindi ho pensato la preghiera cristiana è una preghiera cristiana della tradizione cristiana, come può essere la Via Crucis, intesa e compresa in un desiderio di un nuovo umanesimo, cioè creare una sensibilità interiore nella persona prodotta dalla preghiera, quindi dalla relazione con Cristo, dalla sua diciamo prospettiva cosmologica, diciamo così, anche che Cristo era dell'universo, quindi era anche del cosmo, di ogni cosa creata, che ci aiuta attraverso come posso dire, l'immedesimarsi nella sua vita, nei suoi sentimenti, nel suo modo di approcciare la realtà, al modo giusto con cui trattare la natura. Una messa molto partecipata e soprattutto tanti ragazzi. Tantissimi, infatti è stato bellissimo averli qui con noi oggi. Ecco, siete soliti, ho sentito che avete provato prima, insomma c'è molto allenamento. Sì, allora il coro non canta così tutte le domeniche, siamo più risicati, noi di solito animiamo le celebrazioni più importanti, Natale, Pasqua, Cresime, Comunioni, ecco. Invece questo impegno? Io comunque ormai sono nativo, quindi sono anni che canto qua alla messa e è diventato un impegno personale che porto avanti con gioia, anche per portare un po' di animazione ai bambini. Sono tanti, provate regolarmente? Sì, con il coro proviamo tutte le domeniche quasi, e facciamo però per le animazioni un po' più impegnative. Per le messe domenicali può capitare magari che proviamo qualche minuto prima con i bambini, giusto per rinfrescargli un po' la memoria. Invece, oltre a questo impegno in parrocchia, c'è anche il coro, l'altro. Sì, il coro è comunque il coro della parrocchia e con loro facciamo brani anche non sacri, facciamo un po' di tutto. Anzi, vi invitiamo ai nostri concerti, se avete piacere di partecipare. Quello che facciamo ogni anno è il 26 dicembre sera alle 20:45, perciò siete sempre benvenuti. Qua in parrocchia? Qua in parrocchia. No, siamo ai preparativi. Ormai siamo agli sgoccioli, dopo Halloween c'è il Natale. Ecco, che cosa vi dà a voi questa partecipazione domenicale anche in preparazione dei canti? Beh, comunque dà tanta gioia sia a noi che ai bambini, quindi è molto bello poter partecipare così attivamente anche alla messa, non essere solo spettatori, e anche i bambini la sentono questa cosa. È un piacere, è un servizio prima di tutto e poi è una grande passione che coltiviamo da anni, e chi ha una passione è giusto che la condivida con gli altri. C'è una tradizione in famiglia per la musica oppure no? Nel mio caso sì, il mio nonno addirittura era un direttore di coro, e la mia mamma ha studiato pianoforte, mio papà la chitarra, e poi sono arrivata io che faccio quello che posso, ecco. Non si poteva fare altro. Esatto, adesso stiamo istruendo anche i figli. Quando si vede tanta gioventù ci si apre il cuore e si trova la forza e il coraggio per andare avanti e indicare la strada del Vangelo come una strada veramente importante e bella per i ragazzi.
giorno è bello perché abbiamo avuto tanti ragazzi del catechismo e dello scautismo a fare una festa insieme alla televisione ormai in qualche modo regionale di Teleradio Pace, nostri amici che conosciamo da tanto tempo e che stimiamo molto perché la loro missione è una missione importante, perché attraverso la televisione e specialmente Teleradio Pace rendiamo presente il Vangelo nel nostro territorio. E quindi grazie di essere venuti a trovarci e a pregare e a ragionare insieme sul nostro cammino di vita. Domenica prossima invece le telecamere di Teleradio Pace si accenderanno a Zoagli ed in particolare nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio. Al canale 12 trasmetteremo a partire dalle 10 la Santa Messa in diretta dalla chiesa di Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio a partire dalle 16 invece ci collegheremo con Genova ed in particolare con la cattedrale di San Lorenzo per seguire l'ordinazione diaconale di Andrea Macchiavello e Marco Fiordaliso. Andrea Macchiavello, 37 anni, originario della parrocchia di San Martino d'Albaro. Dopo il percorso di formazione in seminario sarà ordinato diacono in vista del presbiterato. Marco Fiordaliso, 68 anni, appartiene alla comunità parrocchiale di Santo Stefano di Larvego e sarà ordinato diacono permanente. Come detto, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta a partire dalle 16 al canale 2 di Teleradio Pace, il canale 85. Un altro appuntamento per domenica prossima, 16 novembre, sarà a Borzone ed in particolare nell'abbazia di Borzone che ricorda la festa del santo titolare Sant'Andrea. La Santa Messa avrà inizio alle 16 e sarà presieduta da Don Andrea Costa, vicario parrocchiale di Lavagna. La liturgia sarà animata dal coro Amici dell'Abbazia. La Santa Messa sarà seguita dal rito della benedizione del pane. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.